Certo che è una città strana, io non costo al comune 4.000 euro come il consigliere De Frangisci, questo mese mi hanno erogato soltanto 300 euro, ampiamente sotto media, però la gente vuole che mi occupi io e segnalano a me i problemi. Guardate lo stato di questa palma che pone in crisi, come dire, l'incolumità dei passanti di questo marciapiede di fronte al centro Don Guanella. Peccato che chi percepisce fior di indennità, chi fa l'assessore al comune di Agrigento e dovrebbe occuparsi delle piante, non si accorge di qual è lo stato di queste cose. Speriamo che rimedino immediatamente. Ma voglio anche porre in rilievo un altro aspetto. Voglio ringraziare Girgenti Acque e credo che il ringraziamento lo debba l'intera città per la efficienza con la quale ha risposto alla mia nota che sollevava il problema di via Pietro Nenni. Come ricorderete, nei giorni scorsi in un condominio di via Pietro Nenni si metteva in rilievo la situazione di una fogna che perdeva e allagava i loro locali e la strada. Oggi, 27 ottobre, Girgenti Acque si è attivata, mi comunica con questa lettera che ha ritardato sino ad oggi perché occorreva chiudere la via Garibaldi e a chiuderla doveva pensare il comune. Appena il comune ha chiuso, ha risolto il problema. La nota che vi sto facendo vedere comunica pure la risoluzione del problema segnalato a me dai cittadini e da me a Girgenti Acque di via Tiro a Segno nella zona di via Giovanni XXIII. Voglio anche, concludendo, rivolgere un appello al presidente Dorsi. Girgenti Acque mi fa presente di avere formalmente comunicato le sue repliche alle gravi falsità della signora avvocatessa Ausilia Eccelso, smentendo appunto tutto quel cumulo di inesattezze e di gravi bugie che hanno disinformato gli agrigentini. Il mio appello al presidente Dorsi è che lato idrico diffonda agli organi di informazione la risposta che ha già inviato Girgenti Acque da alcune settimane affinché i cittadini conoscano come loro diritto la verità sulle vicende del mare di San Leone e del pennello, diciamo, che è insediato innanzi ai cosiddetti padri vocazionisti. Presidente Dorsi, superi i suoi problemi e dia una risposta ai cittadini. Lo vuole la città di Agrigento.